Il futuro della raccolta rifiuti, tutela della salute dei lavoratori e innovazioni operative. Un convegno e un momento di confronto voluto da ETRA, organizzato al Teatro Aldo Rossi di Borgoricco nell'Alta Padovana, città d'origine del giovane governatore del Veneto, Alberto Stefani, che, non a caso, ha aperto i lavori. Intanto il titolo vuole essere una provocazione. Allora, noi non siamo un ente che ha le soluzioni in tasca, però oggi vogliamo dare attraverso questo convegno un contributo a una discussione che ormai è una discussione di dimensione nazionale, perché non riguarda soltanto noi, il Veneto o l'Alta Italia, ormai il problema del futuro dei rifiuti è un problema nazionale ed è un problema che ha dei riflessi di tipo economico, se non altro dal punto di vista dei costi, di tecnologie nuove che avanzano e che dovremmo in qualche misura anche noi seguire, e ha dei riflessi anche di natura sanitaria perché riguardano le malattie professionali dei nostri operatori. Quindi è un convegno oggi che darà spunto per riflessioni e anche prendere atto di esperienze che stiamo facendo sul campo. La raccolta dei rifiuti è una tematica molto difficile da affrontare, anche perché il bacino di Etra va dai Colli Ugani ad Asiago, dunque dei territori anche molto diversi uno dall'altro, e dobbiamo trovare la soluzione migliore per creare un sistema integrato che vada a soddisfare le esigenze di tutti. La sfida, che vedrà coinvolte la Regione del Veneto, i consigli di bacino, i gestori e le amministrazioni comunali, sarà individuare e attuare modelli organizzativi che, pur garantendo elevati standard di qualità, a un territorio caratterizzato da realtà notevolmente diverse in termini di morfologia e densità abitativa, consentano di contenere i costi e non solo di mantenere, ma anche di migliorare i livelli già elevati di sicurezza e prevenzione per gli addetti alla raccolta. La prevenzione e la salute dei dipendenti restano pilastri imprescindibili e il futuro della raccolta rifiuti dovrà sempre più tener conto di questa esigenza. Abbiamo a cuore certamente la salute dei nostri dipendenti, noi siamo anche un'azienda pubblica e quindi un'etica, diciamo così, nei confronti dei nostri dipendenti la seguiamo sempre. Diciamo che abbiamo anche avviato una collaborazione con il professor Bartolucci dell'Università di Padova e quindi stiamo facendo anche esperienze che sono esperienze pilota su una dimensione nazionale. L'attività di autista raccoglitore che viene svolta presso ETRA ma anche presso tutte le altre aziende di raccolta dei rifiuti è un'attività molto gravosa, che comporta sicuramente dei rischi da sovraccarico biomeccanico per quanto riguarda sia la colonna vertebrale che gli arti superiori. I riflessi si vedono sui lavoratori perché molto spesso hanno delle idoneità al lavoro con delle limitazioni che limitano anche la possibilità di adibirli in maniera completa a tutte le mansioni. Da questo punto di vista fondamentali sono le misure di prevenzione che possono essere messe in campo, che ETRA ha appunto messo in campo, partendo da un'attività di promozione della salute.